Il Grappa rappresenta non solo per le comunità locali, per l'Italia intera, un luogo di pace, ma anche è stato riconosciuto appunto dall'UNESCO come riserva di biosfera proprio con il tema della pace tra i popoli. E essendo riserva di biosfera, il grido che parte dal Grappa è anche la pace tra gli uomini e l'ambiente, quindi non può che essere un laboratorio, non può essere che un luogo dove si presta attenzione per salvaguardare la biodiversità, dove ciascuno assuma la responsabilità singolarmente come aziende, come istituzioni per difendere quello che la natura ci ha donato e che abbiamo il dovere di preservare per lasciarlo ai nostri figli. Noi abbiamo bisogno di trasmettere la memoria che questi luoghi continuano a tramandarci. È nostro dovere fare in modo che i giovani partecipino a questi momenti di commemorazione, perché qui si sono scritte pagine importanti della storia del nostro paese, della storia d'Europa, ed è solo conoscendo la storia che i giovani potranno lavorare per non ripetere più gli stessi errori e soprattutto per costruire un'Europa unita. È stata un'esperienza bellissima, molto emozionante, sono davvero grato al sindaco e a tutto il comitato organizzatore per questo invito. Ho portato molto volentieri il saluto non solo del governo ma anche della Presidente Meloni, una cerimonia importantissima perché ci collega con la nostra storia patria, con la battaglia di Monte Grappa che è stata decisiva per le sorti della Prima Guerra Mondiale, ma che ci ricorda che la libertà e la democrazia hanno un prezzo molto salato che abbiamo pagato, un prezzo di vite umane, e che dobbiamo essere riconoscenti a tutti questi ragazzi molti ignoti che giacciono qui sul Monte Grappa. Il loro ricordo ci deve spronare a difendere la libertà ogni giorno e a ricordarci che il loro sacrificio ci impone di essere innanzitutto ogni giorno italiani. Basta venire qua, forse bisognerebbe venire qua fisicamente per rendersi conto della bellezza di questi luoghi. Compito nostro, non solo la politica di un cittadino, è difendere questi luoghi, difendere la loro bellezza, difendere la storia che conservano e diciamo, tra i lasciti che il sacrificio di queste terre ci ricorda, è anche quello appunto di preservare la natura e difenderla ogni giorno. Quindi questa è una giornata molto importante perché, come ho avuto occasione di dire, ci connette con alcuni valori etici e sociali che appartengono alla nostra comunità nazionale, che noi non possiamo mai dimenticare. Ormai è la settima, ottava volta che vengo sul Monte Grappa e quindi se inizialmente era un amore fra fidanzati, ormai è un amore consolidato ed è un amore che deriva, a mio avviso, dalla maestosità di questo sacrario, collocato su un monte che ha alle sue pendici tutta la pianura veneta e ovviamente con una memoria alle spalle che è di dolore perché è di guerra, ma è una guerra su cui poi è stata costruita una pace. E noi speriamo sempre che da questo monte, ogni volta che c'è una cerimonia, il grido finale sia proprio quello: ricordate quello che è successo qui affinché non accada mai più. L'unico peccato purtroppo è che la cerimonia è la prima domenica di agosto e le scolaresche ovviamente non ci sono perché la scuola è chiusa, però credo che innanzitutto è responsabilità di ognuno di noi tramandarlo a un figlio, a un nipote o a degli amici più giovani, e la seconda cosa che probabilmente dobbiamo fare in modo che questa cerimonia venga magari ritrasmessa in periodo scolastico nelle scuole affinché i giovani possano capire quello che è successo sul Monte Grappa, oppure ce li dobbiamo portare, anziché portarli in gita da qualche parte, magari può essere di auspicio portarli sul Monte Grappa spiegandogli chiaramente il significato, la storia e quella che è stata la base per l'Europa di oggi. Beh, qui siamo in un posto dal punto di vista naturale meraviglioso, bellissimo, e siamo anche però dentro un periodo dove il cambiamento climatico causato anche dall'azione umana è molto evidente. Anche qui, come abbiamo visto il monito alla pace, adesso vediamo anche un monito e una responsabilità dell'uomo non soltanto a costruire relazioni buone tra gli uomini, ma anche a costruire relazioni con il mondo, con l'ambiente, con il creato. La pace non è soltanto relazione tra gli uomini, la pace deve avere una visione integrale.
dove la natura, l'uomo e il creato vivono in armonia.